Intenso movimento nel mercato del Napoli. Un incontro con il Lecce e un contatto diretto con l'Empoli. Prima di entrare nel dettaglio di queste trattative cruciali per il futuro della squadra di Antonio Conte, assicuratevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono immersi in un periodo decisivo per il mercato dei trasferimenti. Con il ritorno di De Laurentiis in Italia domenica 19 gennaio, i due stanno pianificando le mosse strategiche per rafforzare la rosa e continuare l'ambizioso progetto di mantenere il Napoli tra i leader della Serie A. Secondo il Mattino, il Napoli ha in programma 2 appuntamenti importanti per questa settimana. Il primo è un incontro con Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino, rispettivamente presidente e direttore sportivo del Lecce, per discutere della possibilità di anticipare l'arrivo di Patrick Dorgu. Il giovane calciatore ha già un accordo per l'estate, ma la dirigenza dei Blues vuole portarlo subito a casa per soddisfare le richieste di Conte, che crede nell'impatto immediato del giocatore. Inoltre, è in programma una telefonata con Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, per riprendere la trattativa per Jacopo Fazzini, centrocampista che ha suscitato l'interesse non solo del Napoli, ma anche di altri club di Serie A. L'intenzione è quella di accelerare il processo ed evitare la concorrenza diretta, garantendo più opzioni a centrocampo. Infine, resta prioritaria la ricerca del sostituto di Kvicha Kvaratskhelia, in partenza per il PSG. Antonio Conte avrebbe ribadito il suo desiderio di Alejandro Garnacho, giovane talento del Manchester United, che è già tra i favoriti per rilevare il ruolo lasciato dal georgiano. La trattativa non sarà facile, soprattutto perché lo United ha fissato un prezzo elevato, ma il Napoli è deciso a investire. Le prossime ore si preannunciano decisive per il futuro del Napoli sul mercato. Dorgu, Fazzini e Garnacho rappresentano rinforzi di livello diverso, ma sono tutti tasselli che possono fare la differenza nell'assetto di Conte. E voi, tifosi? Cosa ne pensate di questi possibili rinforzi? Dorgu e Fazzini sono scommesse sicure? Garnacho è il sostituto ideale di Kvaratskhelia? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e seguite gli aggiornamenti per ulteriori dettagli.